noi siamo convinti che prima o poi l'autonomia arriverà e sarà un'autonomia piena e di grande respiro. Però oggi noi ci aspettavamo nel Consiglio dei Ministri, che è stato convocato proprio sull'autonomia, che la famosa bozza consegnata il 22 ottobre il 2 ottobre dal ministro Stefani fosse firmata dal Presidente del Consiglio Conte e dai ministri. Evidentemente ci sono ancora molti ostacoli e molti bastoni tra le ruote, perché è stata una riunione assolutamente non risolutiva, è stata una riunione informale dove probabilmente si è ripetuta la scena che si era vista nel precedente Consiglio dei Ministri, dove la povera ministra Stefani è stata guardata con sospetto da diversi ministri dei 5 Stelle ed è uscita con le pive nel sacco, perché questo era successo. Oggi si rinvia al 15 gennaio, probabilmente è un passo importante, poi di nuovo dopo questo primo round ci sarà un secondo round importante il 15 febbraio, ma di fatto l'autonomia subito non possiamo sperare di averla, no? Subito assolutamente no. Allora oggi, come avevamo detto, cambiamo la bandiera. Questa è una bandiera che è la madre di tutte le bandiere di guerra, sventolava sulle galee veneziane e la scritta, e qui la vedete subito, autonomia. Allora, col permesso del Presidente Ciambetti che è qui in studio, la copriamo con grande rispetto con una bandiera più istituzionale, che è quella della Regione del Veneto, perché non si può andare a fare la guerra con chi la guerra non la vuol fare, e nella galea si mette nella stiva e non combatte. Allora rimarrà questa bandiera della Regione del Veneto, la scritta autonomia la vedremo più avanti, quando di autonomia si parlerà veramente. Noi siamo convinti che arriverà l'autonomia, oggi è stata una giornata importante, ma non si è concluso nulla, di definitivo. L'angelo del Zotto, Grande Nord. Sì, allora, un passaggio velocissimo sul filmato, no? Sì. A noi dopo un po' di disastro 53 milioni. La fattura elettronica è stata messa, è obbligatoria tra virgolette, perché il miliardo e 8 di recupero di evasione, essendo messo nella finanziaria, faceva saltare i conti, però stamattina ho dato 2 miliardi alla Sicilia, quindi allora ci sono figli e figliastri. Per tornare ai nostri argomenti, intanto direttore, ho apprezzato molto la sua apertura di stasera, molto ferma, molto precisa, siamo tutti molto arrabbiati. È già tanto che non abbiano fatto il Consiglio dei Ministri a Venezia, come hanno fatto in Spagna, cioè in Catalogna, che per mostrare i muscoli hanno fatto il Consiglio dei Ministri spagnolo in Barcellona, e questo è per me assolutamente devastante, mi aspettavo che lo facessero anche. Ma quello che a me non va bene in questa situazione è che, allora, intanto questa non è l'autonomia del partito che se ne vanta, questa è il piano B di Forza Italia, di Tesserin, quando non è stato accettato il piano A, quello di Morosin e di Dipendenza Veneta. Allora io non amo prendere in giro, ma amo anche non essere preso in giro. Allora io leggo i passaggi, la roadmap, 15 gennaio, chiusura del lavoro tecnico di competenza statale, perfetto. 15 febbraio, proposta dello Stato alla Regione Veneto. Il giorno dopo, 16 febbraio, la proposta sarà sarà firmata dalle regioni se apprezzata. Allora io che purtroppo sono quasi 40 anni che sono sulla strada, forse inutilmente visto che siamo ancora schiavi di Roma, io ho vissuto la devolution, io ho vissuto il federalismo, io sono stato l'unico assessore provinciale veneto nella cabina di regia del federalismo fiscale demaniale, con scarsissimi risultati, perché al momento poi della conclusione non si concludeva. Allora, se tutto dovesse andare come deve andare, c'è un ulteriore passaggio che stopperà ogni velleità, ed è la votazione del Parlamento a maggioranza assoluta, che siccome l'affare è costituzionale, 2/3. No,
maggioranza assoluta, dei benissimo. componenti della Camera. Ho detto 2 volte da Perfetto, Stefani, cioè, maggioranza, però perfetto. Siamo certi che poi il Parlamento nel momento in cui avrà la maggioranza assoluta? Allora, io sto soffrendo stasera, direttore, soffro e sono un periodo che soffro, perché io da 15 giorni, anziché fare il dottor commercialista, faccio il consulente psicologico, questa benedetta fatturazione elettronica. Poi vedo scene di trionfalismo, ma la UE ha dato un via libera, scritto in stampatello maiuscolo, politico, prudente e condizionato, perché siamo tutti sotto la tagliola delle clausole di garanzia di salvaguardia, che dicono se non ce la fai, e poi tutto viene rinviato, mi fa anche sorridere, al 1° aprile, dico cambiate almeno la data, che non sia il 1° aprile, fate il 31 marzo, il 2 aprile, perché la gente poi è motivata a argomentazioni per non credervi. Allora, la manovra consiste in 10 miliardi, no? da 41 a 31 grosso modo, quindi parliamo di 10 miliardi. Invece quello che hanno combinato i 2 vice premier è costato 244 miliardi. Allora queste cose qua qualcuno dovrà pagarle, perché io sono responsabile dei miei comportamenti davanti alla legge e davanti a Dio. 21 settembre Di Maio festeggia dal balcone il deficit a 2,4. 29/9 Salvini fa il duro con la UE e dice me ne frego, poteva cambiare anche citazione, perché me ne frego a me non piace molto, visto che non arretreremo di 1 millimetro. 3/12 le imprese scendono in piazza. 19/12 Conte afferma, virgolettato, non potevamo permetterci le sanzioni. E io aggiungo, e 7 anni di controllo di tutela della UE. Allora, leggo, perché poi io non sono ad uso a leggere Sole 24 Ore e il Corriere della Sera, perché non sono nelle mie corde, ma leggo sui giornali di ieri, disfatta politica dei 2 vice premier, al posto di attendere la lettera Salvini si cala le braghe. Cioè, io l'ho riportato, questo è uscito sui giornali ieri. Tagli da 10 miliardi, 9 di minori spese e 1,2 di maggiori entrate. La chiamano manovra espansiva, però tagli di 4 miliardi di euro sulle infrastrutture ferroviarie. E io, professore, credo che in Italia avremo bisogno di meno autostrade, forse più ferrovie, forse, visto che io mi sono laureato poi in geografia dei trasporti, sulla pubblicizzazione dei trasporti, quando la CTV si chiamava ancora ACNIL. E hanno abbassato di 204 milioni il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi, cioè si fa un'operazione, si toglie l'innovazione, si toglie l'investimento infrastrutturale per il reddito di cittadinanza. Poi il deficit a 2,4 diventa 2,04, lo 0,4 poi viene limato perché chi vede deve vedere 2. Il prossimo anno 1,8, l'anno dopo 1,5, tutto legato alle clausole di salvaguardia, altrimenti l'IVA del 10 passa al 13, l'IVA del 22 passa al 25,2, al 26,5. Vi immaginate un paese nel quale l'IVA è oltre un quarto dell'imponibile? Perché allora qua dobbiamo decidersi, lavoriamo come gli americani sui consumi o lavoriamo come, non c'è il presidente di API, che lo farei sorridere, o ci comportiamo da catto comunisti, quindi puniamo i redditi in quanto tali. Decidersi. Per il biennio 21-22 stimati 52 miliardi di maggior carico fiscale. Allora, si è parlato di governo di cambiamento, allora si lavora sulla via dell'assistenzialismo. Io non voglio dividere il paese in 2 categorie, poi lo divideremo quando parleremo della fatturazione elettronica, dottor, no? Eventualmente, perché esiste, perché l'hanno fatta e perché il Nord deve subire una cosa non causata dal Nord. Ma quello che fa veramente arrabbiare me, io che non ho la patente, io che non ho l'automobile, io che non guido, è l'aumento, sempre per la causa di salvaguardia, dei 400 milioni di accise, quando la diminuzione delle accise è stata
la battaglia, il grido di battaglia del primo giorno del nuovo governo. Non soltanto non le hanno abbassate, ma le stanno aumentando di 400 milioni. L'autonomia non soltanto ci hanno detto 15 minuti ve la diamo, poi entro l'estate, entro l'autunno, entro Natale, entro fine anno. 4 dicembre 2017. Cosa è successo? Queste parole Salvini le ha dette il 4 dicembre 2017 in un ambito di un possibile eventuale governo a maggioranza leghista. Siamo in compagnia di qualcun altro. Allora, direttore, visto che sei bravo ma a no, mettere ma allora voglio dire allora io credo di aver sempre avuto una parola soltanto. Se stasera sono qua è perché io sono di parola e per rispetto a me stesso, agli ospiti e al direttore che ci ospita. Ma se tu non puoi, allora tu puoi promettere soltanto se hai la certezza di mantenere, perché dopo 10 promesse non mantenute, dopo 10 promesse 0 risultati, 0 operatività, la gente non ti crede più. Perché io vorrei capire questo governo cosa ha fatto di promessa concreto. Salvini l'ha mantenuta? Mi sembra di cogliere, parliamo di flat tax. Allora tutti si riempiono la bocca del 15%, dimenticando la base di calcolo, perché rubo 30 secondi, 100 di ricavi, 50 di costi, utile e 50. Difficile? Sul 50 di utile, prima aliquota 23, seconda aliquota 27, 33, 41 e 43. La flat tax presuppone il forfait, il quale ha i coefficienti di redditività. Allora io mi sono preso i clienti del mio studio, uno per uno, e tutti quanti con la flat tax, con il forfait, ci rimettono, perché non possono scaricarsi gli oneri deducibili e detraibili, sono l'INPS, ma soprattutto cambiando la base di calcolo hai una redditività un tassista 67%, che tu abbia carburante, non carburante, abortamento della macchina, il garage, tu hai una presunzione assoluta che su 100 che incassi 67 reddito. Se applicate il 15% su 67 fa molto di più del 23% sulla prima tranche. Allora, per favore, parliamo di cose serie e non milantiamo cose che non esistono. Chiedo scusa al direttore se mi sono dilungato, ma non ne posso più di falsa propaganda. In quella parte del paese, non dico quali perché non lo dico io, ma lo sento dire, emettono la fattura in doppia copia, danno la tua e stracciano la loro. Hanno inventato l'elenco clienti fornitori, ma nell'elenco che è un pagliaio, cerchi l'ago. Questa è la fattura elettronica a spese tue, perché ripeto, se 15 giorni che faccio l'assistenza psicologica ai miei clienti, perché in Veneto quando scade l'IMU, no, il TASI, il 16, il 10 del mese ti suona il campanello, voglio pagare perché siamo fondamentalmente cattocomunisti del fatto dell'asilo delle suore, punto. Allora, questa roba qua dovrebbe servire che quando tu l'hai emessa e la emetti a me elettronica, automaticamente si vede anche la tua. Questo è il concetto che ha fatto nascere, dicono, ma voglio dire, c'è anche l'istigazione a delinquere, perché se io vado dal dentista e spendo 5.000 euro, lui su quei 5.000 euro paga il 43, immagino, no? Io scarico il 19, questa si chiama istigazione a delinquere. Il dentista mi dice, vuoi sconto 20? E ti dici no, gli dici sì, 20 e 1 più di 19, a me conviene subito, non aspetto la dichiarazione di reddito dell'anno dopo, e lui dice anziché 43 pago 0. Comunque, il problema è 20, questo, cioè lo sconto che ti ho fatto. Diceva benissimo prima, ci sono degli strumenti, non questi, che si possono mettere in campo, e vuol dire riscrivere un codice tributario, vuol dire riscrivere le regole. Ma preferisci pagare il 43% di IRPEF o il 15% di pizzo? Perché la domanda è questa, perché al sud c'è uno Stato parallelo che funziona pagando il 15% di pizzo, al nord paghi il 43%. Tre cose da 30 secondi l'una. Primo, si dice che il Veneto è una regione virtuosa, a me risulta che il Veneto si è costituito parte civile del problema delle banche a tempo scaduto, e questo mi sembra una manifestazione di inefficienza grave, gravissima, perché penso che la regione Veneto abbia un ufficio legale, una sezione legale importantissima. Secondo, una mia teoria, io sono folle in questo momento, non vi chiedo di credermi, quando Bossi
è arrivato al punto in cui sembrava che potesse spaccare l'Italia, gli hanno attaccato Berlusconi, che ha succhiato tutta la parte ben pensante, arrabbiata, che ha votato Lega il primo giorno. Quando poi Berlusconi si è troppo allargato, gli hanno attaccato Di Pietro. Qual era il problema 6 mesi fa? I 5 Stelle che sembrava arrivassero al 40,001%. A questo punto si sono guardati in giro, hanno preso il primo che secondo loro era buono e gliel'hanno attaccato, con il risultato che il 5 Stelle vale 26. Giusto? Quando la missione sarà compiuta faranno fuori anche Salvini, perché questo insegna la storia, e governeranno sempre gli stessi, tenendo il paese sempre sotto scacco. Ultima cosa veloce, autonomia, a me fa da ridere, io sono stato assessore al bilancio quando c'è stata la tesoreria unica. Allora io l'ho detto, abbiamo fatto le nostre manifestazioni in campo San Giacomo dell'Orio il 15 settembre, perché noi teniamo alle nostre origini e alle nostre... Io ho detto, caro Luca, stai attento, c'è su Facebook, stai attento, perché io che ho vissuto la tesoreria unica, ti danno le deleghe, ma non ti danno la risorsa per farle, e siccome il rubinetto c'è la Roma, quando ti hanno dato le deleghe senza risorse, chiudono il rubinetto e fai un'epocale figura di M. Poi l'autonomia non può esistere, perché la torta, il PIL è una torta mangiata, tagliata in 25 fette. Il PIL è tagliato in 25 fette. Perché 25 fette? Perché 5 regioni mangiano 2 fette di torta e 15 regioni mangiano una fetta di torta. Allora, secondo voi la Sicilia, dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni, o la Val d'Aosta, o il Friuli, dirà: ragazzi, avete ragione, vi do indietro un pezzettino della seconda fetta, perché è giusto che noi siamo tutti uguali. Quindi su queste basi l'autonomia non funziona per motivi algebrici, non politici, perché ogni privilegio diventa un diritto. E vai a spiegare a un siciliano che deve tornarti una fetta di torta, vai a spiegare ai 20.000 forestali siciliani che devono diventare 10.000. Chi c'è che va a spiegare queste robe? Quando il governo, quando il paese è sotto una cappa, da quando è nato è sotto una cappa, che non mi raccontino che sono stati 1000 garibaldini, vero, a fare l'Italia, che non me la raccontino questa storia, perché hanno mandato gli inglesi qualche anno prima a comprarci la mafia e poi mandare, perché si vada a vedere sempre, perché si deve vedere il discorso di piano, hanno mandato Garibaldi con 1000 garibaldini, ma siamo ancora sotto quella cappa e io vorrei tornare il giorno prima di quella cappa, cioè un Veneto sovrano sì, io sono sì sovranista, ma Veneto, soprattutto Veneto indipendente, assieme alla Catalogna, assieme alla Baviera, assieme alla Scozia, assieme alle Fiandre, eccetera, eccetera, eccetera. Con l'autonomia non si va da nessuna parte senza schei per le deleghe.